E scusate, le maschere sono diverse, no? Scusate, io che sono sicuro che la maschera mia è diversa, cioè fa pure capire con questa qua. Nessuno mi ha detto che non era questa. Ha già passato sempre i scemo, ragazzi, cioè sempre boh. Diamo il benvenuto a tutti. Fate a casa vostra. Parteciperete a 6 giochi in 6 giorni e il premio sarà in contanti. Ah, voglio cosa che aveva tutti i soldi a nero, non da fare manca la fattura, quindi meglio ancora. Non l'aveva detto ancora. 그 말을 어떻게 믿습니까? Giuro sulla Maronna che ti puoi fidare, vabbè? 그런 가면은 왜 쓰고 있는 거죠? Per preservare il nostro anonimato. E mo appicciamo l'aria condizionata. 우리 무슨 게임 합니까? 상금이 대충 얼마나 되나요? 믿으라는 겁니까? Ah, ce l'hai cagata, oh bro. Oh, carissimo, quando parli di diavolo, mi devo fare proprio un tatuaggio con una scritta coreana. Tu che dici? Secondo te quale di questi qua è meglio? 그런가요? Ma volevo fu drag all'inizio, però il drag mi ha chiesto una cifra di soldi, quindi meglio della frasetta coreana. Ma che non ti piace nessuna proprio di quelle che ci stanno. Ah, curiosità, ma il signore è tuo nonno. Ma ci voglio, sai scrivere coreano, grandissimo, hai scritto. Allora sei tatuatore tu, mi fai un draghetto piccoli, le Clash Royale, mi vuoi cercare? Oh, grazie per il tatuaggio, sei gentilissimo, veramente. Ragazzi, il coreano offro io. Ah, sono tu quando coreano. Lui, offro io. Ragazzi, penso che ho sbagliato lato. State tutti quanti verdi, io tengo la cosa. Vabbè, gioco con voi, va? Giochiamo. Giochiamo. Ma io è facilissimo, è un 2-3 stelle, è facilissimo, è una stronzata. 324번 탈락. È svenuto. Come si può perdere a un 2-3 stelle? È un gioco facilissimo. Guagliù, io non pensavo eliminati così. E voi sono rosso io. Ragazzi, Vodka rosso, sono totalmente rosso. La spara squadra, posso venire da voi? Non mi viene, ho paura di fare questa. Allora, fratello, mettiamo in chiaro una cosa. La maschera ha fatto la figura di merda, l'unico che tiene la maschera diversa. E vabbè, non fa niente, ci può stare. La bambola, complimenti perché è fatta veramente bene, un sistema meraviglioso. Ma io sono andato a quell'altro lato, insieme a questi poveri marron, che a Offiders è normale. Ma metti caso, questa bambola si buggava all'improvviso e sparava. Tu hai mai giocato a un testella a sparare? Io da piccolo eliminato, te ne torni a casa, tu solo la devi fare la doccia. Non ci si comporta così, perché io sono stato pure nella casa di carta, c'ero col motonesso vestito, ti dovessi chiedere, non mi hanno trattato così, un po' di sparatorio, un po' di cose, lascia stare tutto quello che è successo, però lo vedremo a dicembre, però lo dico per adesso, io vengo qua a 2 metri là e mezzo, metti caso un proiettile a me mi ha sparato a 2 metri di distanza, mi ha sfiorato, ha fatto già, mai avuto una paura così, manca a Piazza Garibaldi l'unica sera, non vi permettete più di fare queste cose, siete disorganizzati, questo ve lo devo dire proprio, no, perché poi facciamo, capito, quello poi si lamenta sempre, io non mi sto lamentando. O sai fare un drag? Mi volevo fare un draghetto piccolino sul collo qua, però quello là che me lo doveva fare